Per determinare un codice, quindi, dobbiamo determinare prima i poli, due poli maggiori, dire se il polo questo è positivo o negativo, se ha ricevuto più della mamma o più del padre. Questo lo guardiamo nella faccia, dai capelli e dalle sopracciglia. E poi guardiamo se c'è il fuoco, aria, acqua e terra. Questi 4 elementi che abbiamo detto che sono presenti. Quindi il polo maggiore può essere o positivo o negativo e abbiamo 4 elementi, fuoco, aria, acqua, terra, che si manifestano in 4 energie. Certo, quando dico una persona di natura fuoco è caratterizzato da avere faccia rossa, ha sempre caldo, suda, dorme con le finestre aperte, no? E mettere l'aria condizionata perché è sempre caldo. Questo è fuoco, molto semplice. Una persona di natura aria ha freddo, coperta, snella. Potete immaginare un marito o moglie, uno fuoco e l'altra aria. Un disastro, uno apre la finestra, uno apre l'aria condizionata e poverina la donna magari è tutta coperta con cappello e calze e va a dormire. Per creare un codice di una persona guardiamo i poli come sono, andiamo a determinare i poli, 4 elementi, dalla polarità andiamo a determinare la sua sessualità, cioè se la sessualità maschile, femminile o equilibrata. Di conseguenza già sappiamo chi è il partner migliore per la persona, perché deve avere per forza una polarità opposta, perché va secondo il principio gli opposti si attraggono. Gli opposti magnetici abbiamo 4 elementi che vanno secondo il principio simile attira simile. E questo si chiama, e questi 4 elementi si chiamano stimolatori, perché se simile attira simile, allora sono stimolato dalla persona che è simile a me. Questo nell'ambito sociale e nell'ambito magari anche familiare, nel lavoro. Sei attratto a certe persone e non sai perché, ti senti bene. Certo, se questa persona poi converte in un partner sessuale, deve per forza anche essere adatto dal punto di vista polarità. Altrimenti può essere attratto dal punto di vista carattere, forma fisica, tutto, però quando arriva a letto non funziona. Dice, dottore, non funziona. Dice, non ti preoccupare, ti do una pastiglia. Prendi la pastiglia e va a casa. Telefona al dottore, dice, dottore, la pastiglia funziona, ma la moglie non c'è. Dice, vai dalla vicina. Dice, per la vicina non ci vuole pastiglia.